virtuale, commenda sensazionale, tutti i giorni recensioni da guardare, per imparare a giocare, oppure anche solo per iniziare a seguirlo. Su YouTube tu puoi vederlo, dal Brasile a Maranello, supero anche Barrichello. Ho battuto il Flamengo e ho vinto la Champions, altro che Mino Raiola. Vedo un giocatore, cambio tutta la rosa. Mettete mi piace, commentate, commenda veneziano, questo è il canale. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Bella raga, ciao a tutti dal commendone veneziano ragazzi, Gran Premio di Monza, Gran Premio d'Italia e come avete chiesto voi ho messo livello professionista, quindi non più esperto ma professionista e tac, arriva subito la seconda pole position in carriera, quindi ragazzi l'avevo detto, adesso vediamo in gara come sarà, però insomma le possibilità di vincere sono chiaramente tante, adesso vediamo se vi divertite di più a vedere speronamenti ogni tanto, un po' di aggressività comendiana e tutto, o se invece preferite vedere una vittoria tranquilla. Andiamo raga, Gran Premio. Ragazzi si parte dalla pole, eccolo qua, vai! Questa è la tua gara di casa, ma non prendere rischi eccessivi. Guida come se fosse una gara come le altre. Vai ragazzi, Gran Premio di Monza, tappa fondamentale, siamo primi nel mondiale, cazzo, vai! Carburante normale, non sprechiamolo e andiamo raga. Andiamo a dominare. Le possibilità di dominare la gara ci sono tutte. Abbiamo messo Hamilton come avversario rivale. Alfonso è secondo, sarebbe bello una doppietta Ferrari. Ecco, e il Come se ne va, il Come se ne può già andare. E se il Come se ne va so cazzi. Abbiamo già 1 secondo e 5 ragazzi, siamo passati da esperto a professionista. Quindi insomma comunque è sempre un livello difficile, però c'è proprio differenza, almeno nel mio modo di guidare c'è differenza. Con questo livello già sono molto, ma molto più tranquillo. Chiaramente questa è una gara favorevole, ma non troppo, nel senso è abbastanza favorevole. Non è di certo la gara più favorevole per il Cume. Mo vediamo, mo vediamo. E aspetto i vostri commenti se preferite così o i vaneggi comendiani con speronamenti vari, che poi in realtà non è che sono speronamenti, solo che devo anche un po' difendermi, cazzo, io amo avere la Formula 1 ai fine anni 80 e 90, cioè dove che sboccia, cioè Prost, Senna, Schumi, Villeneuve, cioè c'era uno speronamento al secondo, cazzo. Adesso la Formula 1 è troppo corretta, porca puttana. Vai, come pompala. Sto Gran Premio di casa. Insomma che avevamo un vantaggio però incredibile. Però, se non facciamo errori sarà difficile, insomma, perdere la gara. Adesso vediamo. Abbiamo la sosta al 6 laps. Al 6 laps. Cazzo, doppietta Ferrari in cara sarebbe un sogno devastante. Comunque nessun ritiro. E godo. Ho sbagliato un po', ma va bene. E veramente veneziano può gestire la gara a piacimento. Brutto questo, brutto perché ho fatto anche un setup veramente aggressivo, nel senso solo velocità, la tenuta non esiste, tenuta di strada non esiste con questo setup. Adesso facciamo un altro giro, cerchiamo di fare un attimino più decente, vediamo, che come potete vedere ragazzi ho già un buon vantaggio, anche se Alonso tiene il passo in realtà, di rehabilitato. Possiamo mangiarci questa gara. Giro record di Alfonso 1.30 211. Diciamo che sì, sono primo abbastanza tranquillo, non ci sono i 30 secondi di vantaggio.
Però guidando tranquilli ne posso vincere quasi tutte le gare. Cioè su 19 ne posso vincere 15, secondo me. E appena guido pulito guadagno tanto. Tutto da vedere, ragazzi, perché non capisco però sto dislivello. Ecco, si passa da diciamo professionista e esperto, c'è veramente una differenza abissale, secondo me. E Gigi Hamilton, Rosby fa indietro, cazzo. Adesso vinciamo questa, si gode. No. Ragazzi, sosta ai box per il Cume. Abbiamo 3 secondi e 8 di vantaggio. E fastest lap di veneziano. Io l'ho detto, ragazzi, con questo livello di difficoltà è così. Me la sto godendo, ragazzi, nessun ritiro. E me la godo, e me la godo, me la godo, me la godo. E me la godo, me la godo, me la godo, me la godo. Mamma mia, proprio quanto slitta con questo setup, ragazzi. Cioè, la macchina non sta in pista neanche per sbaglio, bravo. Neanche per sbaglio. E che ci portiamo a casa un'altra prestigiosa vittoria in casa. Rientra ai box, porco, rientra ai box. Ah, che abbiamo veramente un buon vantaggio ormai. Alfonso non c'è più, Alfonso non c'è più. Alfonsin fa paririri. Porca troia, l'ho presa un po' esterna. Ok, box. Sosta ai box per il talentissimo. E Alonso mi supera. Bravo Alonso. Ok. Gigi Hamilton, Rosberg. Terzo posto per Nicolino. Nessun ritiro, gara tranquilla. Ci supera anche Magnussen. Sta calmo. E se ci superiamo Kevin e Magnussen. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Babini. Ciao Magnussen. E il Cume supera Magnussen. Ok. Sorpasso completato. Oh no. Mamma mia. Piccolo rischio qua. Piccolo brivido. No, Cume attento. Non vedo l'ora di tornare in prima posizione, cazzo. Comunque ecco, Alfonso ai box, Alfonsino ai box, ragazzi. Alfonsino ai box. E il come se 1, 2, tutti ai box, sono tutti ai box. Ciao ciao. Ciao Fioi. Ciao. E si ritorna in testa alla corsa. Ercume al secondo posto, Alfonsino. Rosberg ha superato però Gigi Hamilton. Questo è un no, torna Gigi. Grande Gigi. Gigi terzo, perfetto. Grande Gigi, fioi. Quanto me lo godo questo Gigi. L'avete visto, ragazzi? È un dominio con questo livello di difficoltà. C'è una differenza abissale, lo ricordo, non metto, cioè la differenza tra professionista e esperto è clamorosa, ma a mio parere è più divertente vedere il Cume ogni tanto fare qualche cosa un po' illegale.
Però a voi la scelta finale, come sempre. Comunque non è prevista pioggia, chiaramente. Proprio secondo me anche il computer tra di loro è meno avvincente il discorso esperto e professionista. Non è che voglio prendermi il giro record, il fastest lap. Vediamo se riusciamo a fare il fastest. No, penso proprio di no. Dai ragazzi, che ci siamo, abbiamo un vantaggio veramente devastante. Se metto il carburante veloce vuole fare un bel giro, 12 secondi di vantaggio ragazzi. 12 secondi di vantaggio. Questo è per far capire realmente come questo livello sia abbastanza ingiocabile. Mettiamo, le vinco tutte, anche se mettiamo una gara non favorevole, al posto di 12 sono 6 per dire. Cioè, a me sembra un po' stracciate. No, ecco. Ecco, l'unica cosa oggettiva di tutto però è che quando registro ci sono le sbavature comendiere. Impressionante, impressionante. Questo è proprio impressionante, che roba! Sveglia come... Insomma, sta maturando per la Ferrari una doppietta storica, cazzo in casa, speriamo. Speriamo bene. Dai ragazzi. Portiamo a casa questa vittoria fondamentale. Perché Rosberg non arriva secondo, è importante, cazzo. Rosichiamo tanti punticini qua, E signori, inizia Final Lap. Comunque abbiamo già il giro record, però mi piacerebbe fare un giro ancora più bello. Il comendone sta portando a casa il risultato. Portiamola a casa, Beppe, portiamola a casa. Ole. Sì, la sto un po' scazzeggiando, chiaramente. Ho perso, da quando registro ho perso secondo, è pazzesco. E se registro so cazzo. E si va a vincere. E si va a vincere. Alla grandissima. Continua a scaldare le gomme. Scalda le gomme. Winner per la Ferrari. E il comendone è pronto a portare a casa, mi sembra, la quarta vittoria stagionale. Questa però in casa. Pilota italiano, macchina italiana, circuito italiano. Ed è solo uno risultato, la vittoria. Vittoria per la Ferrari. Winner! Sì. Gara però un po' così, insomma, 12 secondi di vantaggio, ripeto, a voi la scelta. A voi la lascio, a voi la scelta del livello. Per me nessun problem. Pole position e vittoria, fantastica doppietta. Ole, yeah. Più 24 ragazzi. Con questa sono 3 di fila, complimenti. 3 vittorie di fila, costruttori meno 34. Possiamo farcela anche qua, raga. Un saluto da Okumendo. Ve ne sia. Ciao!